il demonio rivela ad un esorcista il piano diabolico per ghermire le anime, distruggerle e trascinarle all'inferno. Salve a tutti carissimi. Oggi continuiamo a parlare di un esorcismo tremendo che ha richiesto diverse sedute per poter permettere alla persona posseduta di essere liberata. Questo esorcismo è avvenuto circa 20 anni fa e oggi esamineremo la seconda seduta, mentre in un video precedente abbiamo esaminato la prima seduta concentrandoci sulle rivelazioni fatte dal demonio su ordine dell'esorcista che hanno dato delle indicazioni importanti per aiutarci a evitare di cadere nella trappola di diventare anche noi prede del demonio. Secondo esorcismo. Il posseduto ritornò dall'esorcista per un ulteriore momento di preghiera. Raccontò che era riuscito a confessarsi e a pregare meglio. Le erano scomparsi molti dolori, anche se alla vista del padre si erano acuiti alcuni disturbi. La mamma invece di uno dei partecipanti aveva avuto in giornata uno strano aumento di pressione arteriosa e colui che aveva accompagnato Attila dall'esorcista assieme a Mauro aveva lamentato un forte mal di denti. Quindi i presenti avevano iniziato a pregare nella speranza che Dio fosse presente il più possibile insieme alla Vergine Santissima per aiutarli in questa seconda seduta di esorcismo. Ecco che la costante e vigile preghiera di protezione, soprattutto del rosario, è assolutamente necessaria per impedire al demonio di esercitare il suo potere nefasto che solo la preghiera è in grado di neutralizzare. Iniziò l'esorcismo con la presenza del consueto gruppetto di preghiera. Cominciò con la recita del Santo Rosario, finalizzato alla liberazione del posseduto e di sua madre, alla conversione del padre e alla protezione di tutti i presenti da ogni vendetta, ritorsione ed attacco degli spiriti immondi. Venne invocata anche la presenza di Maria Santissima, di San Michele Arcangelo, dei santi arcangeli, degli angeli custodi e di molti santi. Durante la recita del rosario, l'esorcista impose a distanza la mano sul posseduto, il quale mostrò di essere a disagio. Alla fine dell'esorcismo, il posseduto confidò ai presenti che nel momento dell'imposizione delle mani da parte dell'esorcista aveva sentito una forza invisibile premerle le spalle a tal punto che si sentiva schiacciare. Dopo il canto allo Spirito Santo e la preghiera in lingue, l'esorcista impose una mano sulla testa del posseduto e incominciò a leggere l'esorcismo di Leone XIII. Il posseduto si mise a sbuffare all'invocazione: umiliati sotto la potente mano di Dio, e iniziò ad emettere dei paurosi ruggiti. L'esorcista continuò ed invitò uno dei presenti a bagnargli al posseduto il viso con l'acqua di Lourdes. Il posseduto cessò di ruggire. Sebbene l'acqua di Lourdes fosse fredda, quando alcune gocce caddero sulla mano dell'esorcista posta sulla testa del posseduto, lo stesso esorcista la avvertiva come calda. Anche uno dei presenti confermò questa sensazione allorché intingeva le dita nella medesima. «Chi sei?»
In nome di Gesù Cristo, lo interrogò l'esorcista. Il demonio non rispose. Sei ancora il pirata? Rispondi in nome dell'Immacolata e dello Spirito Santo di verità. Il posseduto annui. Dove sei stato ucciso? Nel Mar Mediterraneo o nell'oceano? Rispondi in nome della Santissima Trinità. Nell'oceano, disse il pirata, senza però manifestare l'arroganza della volta precedente. Di che nazionalità eri? Inglese e francese, disse il demonio, dopo ripetuti inviti dell'esorcista, spiegando che era figlio di un inglese e di una francese. Ero importante io, aggiunse l'anima dannata con un sorriso sardonico di compiacimento. Che cosa ricevono i fedeli che pregano devotamente la Madonna davanti alla grotta di Lourdes? Rispondi in nome dell'Immacolata, comandò l'esorcista intercalando la lettura delle preghiere. Le grazie, rispose il diavolo, dopo ripetuti inviti dell'esorcista, che incominciò a leggere il Salmo 18, mentre il gruppetto pregava sommessamente il rosario. Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti impetuosi, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido. Ti piace, Davide, l'autore di questo salmo? Il diavolo fece una smorfia di disgusto. Preferisce ovviamente certi personaggi pubblici, uomini e donne, che conducono disinvoltamente una vita in contrasto con la parola di Dio. L'anima dannata annui decisa e sorrise molto compiaciuta. Quando qualcuno invoca Dio Onnipotente, come ci insegna Davide nel Salmo, lui, che è padre dell'umanità, che cosa fa? Rispondi in nome di Gesù. Interviene, rispose lo spirito immondo. Diversamente dalla volta precedente, il demonio denotò stanchezza e non incrociava più le braccia in atteggiamento di ribellione, segno evidente che le preghiere effettuate durante il primo esorcismo, unite ad un maggiore impegno di preghiera di Attila, stavano facendo il loro effetto. Durante la lettura del Salmo, il demonio manifestava comunque avversione nei confronti delle parole di tale orazione ispirata. È vero, come ha affermato una posseduta, che un indemoniato che prega davanti alla grotta di Lourdes riceve un impulso tale e quale un esorcismo concelebrato da 100.000 preti. Rispondi in nome dello Spirito Santo di verità. Non così tanti, replicò il diavolo. Quanti allora? Rispondi in nome di Gesù. Alcuni. Alcuni o tanti? Lo incalzò l'esorcista. Tanti, ammise il diavolo, mostrando di essere costretto da una forza superiore a rettificare le menzogne. Che cosa ha promesso la Madonna a quanti pregheranno davanti all'altare del santuario della Madonna di Rue de Bac? Rispondi in nome dell'Immacolata. La salvezza. E poi rispondi in nome di Gesù Cristo nostro Signore e del preziosissimo sangue da Lui versato per la salvezza dell'umanità. Le grazie, aggiunse il diavolo, mostrando segni di sofferenza e di costrizione soprannaturale. Che cosa ricevono i pellegrini che si recano in pellegrinaggio dove la Madonna è apparsa o ha lasciato un segno della sua presenza, in quei santuari riconosciuti dalla Chiesa? Rispondi solo la verità nel nome di Dio. Dopo ripetuti inviti dell'esorcista, motivati dal fatto che il demonio non voleva evidentemente confessare delle verità a lui scomode, il pirata disse: le grazie.
Sempre? Lo incalzò l'esorcista. Sempre, ammise suo malgrado l'anima dannata. È per questo allora che tu ostacoli costantemente il pellegrinaggio ai santuari? Il diavolo si mise a sghignazzare, annuendo compiaciuto. In un libro San Michele Arcangelo è considerato il patrono degli ammalati. Perché? Rispondi, in nome di Maria Santissima e di Dio Onnipotente. Poiché il demonio non rispondeva, l'esorcista invitò uno dei presenti a bagnare con costanza il viso di Attila e alla fine, dopo ripetuti ordini, in nome di Dio, il diavolo confermò che San Michele Arcangelo concede numerose grazie di guarigione a chi lo invoca con fede, soprattutto se si tratta di malattie di origine diabolica. L'esorcista lesse un brano del Vangelo e questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Come mai questo imperativo eterno del Signore a tuo danno e per la felicità delle persone non viene quasi più applicato? Rispondi, in nome di Dio Onnipotente, chiese l'esorcista. Il demonio si mise a sogghignare molto soddisfatto. Allora sei tu l'ispiratore, lo incalzò l'esorcista e l'anima dannata annui col capo, sempre sogghignando. L'esorcista lesse altre preghiere, mentre il gruppetto continuava la recita dei rosari. È importante la devozione a San Giuseppe? Rispondi in nome della Sacra Famiglia. Sì. È vero che San Giuseppe è il santo più grande dopo la Madonna? Rispondi in nome della Santissima Trinità. Sì, confermò il diavolo annuendo anche col capo. Concede molte grazie San Giuseppe? Sì. Perché è chiamato il santo della buona morte? Rispondi in nome dello Spirito Santo. Aiuta a morire bene, rispose il pirata, dopo ripetuti inviti nel nome di Dio e spruzzate di acqua di Lourdes. Cioè, tiene lontani voi diavoli nel momento della morte? Sì. Che cosa sono quei luoghi dove molte persone in cerca di divertimento trovano invece perdizione ed immoralità? Alcuni luoghi di divertimento sono così, non tutti. È vero che ci sono persone che praticano riti occulti che cercano di catturare i giovani. Rispondi in nome dell'Immacolata che ha a cuore la gioventù. Il diavolo annui compiaciuto. È vero che alcuni giovani, dopo molte ore di baldoria ed ubriachi, si recano nei cimiteri a violare le tombe? Che cos'è la droga? Parla, rispondi in nome di Gesù Cristo. L'anima dannata disse: è lo zuccherino che diamo noi demoni per tenere in potere le persone. La droga ha trovato spazio in quanti hanno abbandonato le preghiere e l'Eucarestia? Sì. Il bastone di Mosè prefigura quale preghiera? Rispondi in nome di Dio Onnipotente. Il diavolo non voleva rispondere e sbuffava. L'esorcista allora invitò
uno dei presenti a bagnare il viso di Attila con acqua benedetta. «Il Padre nostro», disse il diavolo alla fine, fornendo una risposta sottilmente teologica. Da solo o accompagnato dall'Ave Maria, lo incalzò l'esorcista, il pirata annui. Allora prefigura il rosario, che ovviamente comprende anche il Padre nostro. Rispondi in nome di Maria Santissima. Sì, ammise il diavolo, annuendo decisamente. Perché su molte nazioni si stanno di recente abbattendo degli strani uragani? Sono castighi di Dio. Rispondi solo la verità in nome dell'Onnipotente Dio. Il diavolo annui ed ammise che era la conseguenza dell'allontanarsi di quei paesi dalla legge di Dio. Affermò che molti di coloro che si adoperano per far approvare leggi che sono contro la legge di Dio andranno all'inferno, come previsto nella Sacra Scrittura. Molte malattie sono castighi di Dio. Rispondi in nome della Madre della Verità Eterna. Sì, ammise il diavolo, manifestando costrizione soprannaturale e debolezza, in quanto le preghiere lo sfiancavano. L'esorcista poi lesse il passo biblico, perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza. Le creature del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di morte, né gli inferi regnano sulla terra. Perché ci sono molte malattie nel mondo se Dio ha detto che le creature del mondo sono sane? Rispondi in nome della Santissima Trinità. Ovviamente non parlo di quelle malattie che alcuni santi desiderano in unione con le sofferenze di Cristo, perché si prega poco, dichiarò l'anima dannata, anche perché, come insegna San Paolo, si commettono i peccati, lo rintuzzò l'esorcista. Lo spirito immondo annui, con un sorriso sardonico di compiacimento. Molte malattie possono essere considerate una ribellione di alcune parti dell'organismo verso l'organismo stesso? Voi diavoli siete la ribellione per eccellenza, in quanto vi siete rivoltati a Dio. Siete voi la causa di molte malattie? Sì, ammise l'anima dannata. L'esorcista sollevò il rosario con una mano e mostrandolo al diavolo gli disse: «È questa preghiera l'elisir della salute ed il rimedio contro ogni male?» L'orazione che la Madonna di Medjugorje ha chiamato preghiera dei miracoli. Rispondi in nome di Maria Santissima. Sì, ammise, costretto da una forza superiore che il diavolo dichiarò essere la Madonna, mentre manifestava l'intenzione di voler strappare la corona del rosario che Attila teneva tra le mani. Smise solo quando l'esorcista gli ordinò di non romperla. «Qual è il moderno vitello d'oro?» continuò l'esorcista. «È la televisione, dove tu predichi attraverso alcuni tuoi adepti e seguaci. Rispondi in nome di Gesù, nostro Dio e Signore». «Sì», ammise il demonio, «perché le famiglie si dividano?» «Certo, tu lo sai», replicò il demonio. «Sì, ma voglio che tu lo dica agli altri. Perché si guarda troppa televisione al posto di pregare. È importante la preghiera comunitaria? Rispondi in nome di Dio. Molto. E quella familiare? Molto», rispose il diavolo annuendo con decisione. «Parla allora delle manipolazioni genetiche», gli intimò l'esorcista. «Non si devono fare», disse il diavolo,
Perché sono contraria al piano creativo di Dio? Domandò l'esorcista. Sì, e tante altre cose non si devono fare. Il demonio si rivolse verso i presenti che continuavano a pregare il Santo Rosario, apostrofandoli come maledetti. Qual è l'azione più importante per compiere le opere di Dio? Rispondi in nome di Gesù. La fede. Ma la scrittura parla anche delle opere? Ribatté l'esorcista. Tutte e due, disse il diavolo. Il demonio aggiunse anche, incalzato dall'esorcista, che nel momento del giudizio aveva udito la voce di Dio, che gli aveva mostrato tutti i peccati compiuti in vita, dei quali non aveva chiesto perdono, e poi una voce gli aveva ordinato, come insegnato da Gesù nel Vangelo, d'andare all'inferno. Che cosa vuol dire la Madonna per tuo tramite all'umanità? Rispondi in nome di Maria Santissima. Bisogna pregare di più. Dove? Chiese l'esorcista. Nelle case. Dopo circa 1 ora e mezza di preghiere, l'anima dannata denotava grande stanchezza. Allora l'esorcista, dopo aver ricevuto conferma che 2 spiriti immondi rimasti se ne sarebbero andati a Pasqua se il posseduto avesse continuato a pregare il rosario, concluse l'esorcismo. Il posseduto non ricordava nulla di quanto aveva detto e manifestava l'ignoranza biblica tipica di molti cristiani. Durante la notte l'esorcista venne svegliato da strani passi e rumori, accompagnati dal soffio aggressivo di un animale. L'esorcista si mise a pregare il rosario che portava al dito ed i rumori cessarono immediatamente. Per ottenere dunque la liberazione dalle fatture ricevute è necessario avere una grande devozione alla Madonna, recitare ogni giorno il Santo Rosario completo, 4 misteri, far conoscere Gesù e la Madonna, crescere nella fede e fare la meditazione ogni giorno, andare a messa, confessarsi spesso, fare del bene spiritualmente e materialmente, evitare i peccati e le occasioni di peccato,